58.000 multe in poco meno di 2 mesi, 2 procedimenti che per ora viaggiano paralleli. Mentre va avanti l'esame delle richieste di annullamento delle multe da parte dei tecnici del comune di Cadoneghe, il 4 marzo il GUP deciderà se rinviare a giudizio l'ex comandante dei vigili e un agente accusati di falso in atto pubblico e l'ex comandante anche di concussione. Pronto a costituirsi anche il Centro Consumatori Italia. Il pubblico ministero ci ha inseriti nella lista delle parti offese, quindi noi prossimamente prepariamo gli atti e potranno costituirsi, ci potremo costituire noi come parte offesa, come associazione di consumatori, come danno collettivo. Gli utenti, se vorranno, potranno costituirsi anche loro parte offesa nel procedimento. Ovviamente bisognerà fare una costituzione apposita, o lo fanno tramite l'associazione o potranno farla anche per conto loro. Nel mirino degli inquirenti la taratura di 2 apparecchi accesi lungo la strada del Santo il 23 giugno dello scorso anno. Sui Velox, sottolinea l'associazione consumatori, i comuni devono fare un'attenta riflessione. Tutti i comuni devono fare una valutazione specifica e la prefettura deve valutare con serietà questo tipo di valutazione. Non possiamo dare le autorizzazioni così sulla base di semplici dichiarazioni. Noi crediamo che serva un accertamento più approfondito, ma questo a tutela dell'utente in generale.